Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema e giornalismo insieme uniti in un libro. Questo è il titolo, il sottotitolo è Immaginario e narrazione, il titolo del libro scritto dal collega Ivan Scinardo con la prefazione di Pietrangelo Buttafuoco. Si tratta di un libro frutto di 3 anni di ricerca, di cui ne parliamo direttamente con lo scrittore e giornalista Ivan Scinardo, che è collegato con noi via Skype. Buon pomeriggio Ivan. Buon pomeriggio, grazie al direttore e a te per questa ospitata. Allora, praticamente è un libro che parla del giornalismo nel cinema, se non ho capito male, Ivan. Sì, sostanzialmente, ok, il mio nasce un po' come spirito di servizio. Ho immaginato una guida per quanti iniziano questa affascinante professione del giornalismo a conoscere un secolo di film, un secolo di storia. E ho cominciato a raccoglierli piano piano, ho cominciato a estrapolare anche dei frammenti di film storici e capolavoro come L'asso nella manica, L'ultima minaccia, Tutti gli uomini del presidente, Professione reporter. Li ho messi a disposizione dei colleghi e tutto questo è diventato appunto un libro che è una guida, un saggio critico. Cinema e giornalismo sostanzialmente sono stati da sempre due strumenti fondamentali attraverso i quali si realizza il bisogno della narrazione. Entrambi raccontano storie ed entrambi costruiscono quello che viene chiamato il processo di immaginazione. Senti Ivan, ci sono, immagino, tante anche storie vere, no? Perché comunque il cinema trae spunto, ha tratto spunto anche di recente di, per esempio, inchieste fatte dai giornalisti, anche inchieste famose, e poi ecco, ne ha fatto una pellicola, quindi immagino anche di questo ci sarà scritto nel tuo libro. Assolutamente sì. Intanto il libro è ordinato in ordine cronologico, no? Si inizia dal 1915 con le avventure di un giornalista, di Aldo Molinari, e si finisce nel 2021 con un film che dovrà uscire nei prossimi mesi, che è The French Dispatch. C'è un filone dedicato interamente al giornalismo d'inchiesta, in particolare a quello americano, con la recensione di film come Spotlight, Truth, La Verità, ma ci sono anche capitoli dedicati ai giornalisti inviati in guerra. Si fa riferimento anche a Maria Grazia Cutuli, agli inviati che hanno raccontato attraverso le loro storie, che poi sono diventate materiale per il cinema. Qual è stato il paese più prolifico riguardo il tema? Non so, mi viene in mente l'America, gli Stati Uniti, però magari mi Sì, sbaglio, indubbiamente. e dici bene, perché diciamo che il giornalismo d'inchiesta, lo story journalism, nasce appunto all'inizio del secolo, che poi diventa anche giornalista d'inchiesta. Devi sapere che molti giornalisti vengono reclutati dal cinema, e il cinema attinge a piene mani dal giornalismo e dalle storie vere. Tutto questo appunto è raccontato in una maniera assolutamente personale. Io non ho voluto fare la recensione del film, quella si trova in tutte le fonti giornalistiche, quanto piuttosto ho voluto raccontare in maniera assolutamente personale il film, e indicarlo appunto come un consiglio, perché guardare quel film e quanto è attuale oggi. Ultima domanda, difficilissima ma risposta netta perché il nostro tempo a disposizione è davvero breve. Un titolo, Ivan. Un titolo di quelli che mi stanno un po' più a cuore è Il muro di gomma di Marco Risi. C'è la scena finale della dettatura del pezzo alla fine di un processo al dimafono. Molti della mia generazione lo ricorderanno, quando gli articoli si dettavano al telefono, e quello per me è un film che lega davvero cinema e giornalismo. Bene, io ti ringrazio Ivan per questo Grazie a tuo te. collegamento, noi andiamo avanti con il giornale.